got a feeling that tonight's gonna be a good night. Si ferma a Campanedda il treno che avrebbe dovuto portare la Calmeia Bosa in prima categoria. Con 5 squadre in 3 punti, nella giornata degli scontri diretti, solo le vincenti avrebbero potuto continuare a coltivare il sogno del primato. Vince quindi il Campanedda, che ha un impatto devastante sulla gara. Al quinto minuto è già in vantaggio. Giuseppe Sanna si procura un calcio di punizione dalla tre quarti, Ascione disegna una traiettoria precisa sul secondo palo, difesa bloccata e Sandro Cubeddu schiaccia di testa l'1-0. Dal rallenti emerge chiaramente l'errore di posizionamento della difesa bosana che lascia tutto solo il numero 7 di casa. Colpita a freddo, la Calmedia fatica a reagire e comincia a farsi vedere dalle parti di sasso soltanto dopo il 15°. Lo fa prima con questo colpo di testa di Carlo Pallucca su centro di Mazzette e poi 3 minuti più tardi con questa veloce azione sulla fascia destra, cross di Coiana sul quale Piu arriva con un attimo di ritardo. Al 32° Campanedda vicinissima al raddoppio. Splendida verticalizzazione di Sandro Cubeddu per Porcheddu che serve al centro Giuseppe Sanna che perde il tempo e si fa respingere la conclusione da Pugioni. A misura di tempo il Campanedda protesta con il signor Meledina di Ozieri per questo fuorigioco fischiato a Sandro Cubeddu. Dal rallenti si vede che il giocatore più in alto alla destra dello schermo, Spada, tiene in gioco l'autore del gol del vantaggio rossoblu. A inizio ripresa la Calmeia a fare subito la partita. Ci prova Claudio Pallucca, ma il suo sinistro dalla distanza non sorprende Sasso. Al 57° il Campanedda raddoppia tra le proteste degli ospiti. Tutto nasce da un calcio di punizione battuto dalla Calmeia Bosa. Al limite dell'area del Campanedda svettano De Dola e Carlo Pallucca che restano a terra. Cubeddu rilancia in profondità trovando Vito Porcheddu che si invola tutto solo verso la porta di Melas e mette dentro il 2-0. Se da una parte è comprensibile la gioia dei tifosi di casa e dell'autore del gol, dall'altra Paoletto Carboni non ci sta. Protesta in maniera decisa con il direttore di gara che, a suo modo di vedere, avrebbe dovuto fermare il gioco, come sosterrà più tardi anche nelle interviste del post partita. Tuttavia passano 6 minuti e la Calmeia Bosa accorcia le distanze. Milia sbaglia il rinvio consentendo a Claudio Pallucca di controllare la palla, alzare la testa e servire sul secondo palo Carlo Pallucca che mette dentro l'1-2. Con gli ospiti protesi in avanti alla ricerca del pareggio si aprono invitanti praterie per gli attaccanti di casa e in ben 2 occasioni il bomber Giuseppe Sanna si conferma in giornata no, mal sfruttando 2 occasioni da rete. Sul finale di tempo palla gol per la Calmeia Bosa. Calcio di punizione di Coiana, Di Angelo colpisce di testa e Meloni sulla linea manda la palla oltre la traversa. Tutti i giocatori in maglia bianca richiedono a gran voce il gol, ma dalle immagini pare che il numero 2 di casa si trovi a un passo dalla linea di porta al momento della deviazione. Al 94° il direttore di gara valuta da ultimo uomo questo intervento di mano ai danni di Porcheddu e gli mostra il rosso diretto. La partita finisce praticamente qui, Campanedda batte Calmeia Bosa 2-1.